di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme idee e persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Benvenuti amici telespettatori in un'altra puntata di Insieme idee e persone. Come sapete il nostro talk show non ha mai perso un colpo anche ai tempi della prima ondata di Covid. Siamo sempre qui, sempre a cercare di dare informazioni, offrirvi elementi di valutazione. Oggi naturalmente il tema dominante è Draghi, che cosa sta facendo, il Covid, si parla di questa terza ondata anomala, di queste varianti, zone più colpite di altre. Speranza oggi nell'audizione che ha fatto in Commissione Senato addirittura ha parlato di ultimo miglio, ecco, come tenere duro fino perché l'ultimo miglio bisogna dimostrare di avere carattere e non mollare. Quindi ci aspetto altre settimane di rigore, perché poi qua è sempre così, ci promettono aspettate sacrifici oggi per stare meglio domani, però io vedo solo sacrifici. Come sapete non c'è solo la diretta qui dal canale 15 di Serenissima TV, ma anche YouTube e Facebook. Facciamo vedere il nostro tutorial ai nostri amici a casa, quindi basta collegarsi per chi ha Facebook ovviamente, basta collegarsi alla pagina Insieme delle Persone TV, andare giù con le immagini, fin quando non si trova questa finestra che eccola qua, schiacciare guarda la diretta e guardate un po' che succede. Ecco qui succede che vi si collegate direttamente a quello che succede qua negli studi di Rubano di Canale Italia. È esattamente uno sfasamento di 15-20 secondi, quello sfasamento ovviamente è solo per la diffusione del segnale. E poi ricordiamo che c'è dal primo dell'anno anche YouTube, quindi volendo uno, se non ha Facebook, anche YouTube, quindi non ci sono scusanti. Per il Veneto c'è Canale 15, per tutto il resto d'Italia, per tutto il resto del mondo c'è YouTube e Facebook. Lo dico perché sono tantissime le persone che ci seguono con affetto anche all'estero. Bene, naturalmente oggi parleremo di Covid, di conseguenze economiche, di prospettive, però sempre con l'idea di vederlo in termini costruttivi. Come sapete questa è la nostra linea editoriale. Vado subito a presentarvi gli ospiti. Abbiamo qui con noi il dottor Franco Chioffi, che è direttore del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. Benvenuto dottore. Grazie. Poi invece abbiamo, torna qui con noi Stefano Giacomini, che è consigliere regionale del Veneto, lista Zaia. Bentornato. Grazie e buonasera ai telespettatori. Invece abbiamo il new entry, giovanissimo, lei sa, Alessandro Dianin, lo presentiamo subito, Giovani Democratici di Padova, poltrona prestigiosa e ambita, perché tutti veramente, mi creda, Dianin fanno a gara per venire a occupare la sua poltrona, quindi la poltrona di responsabilità. Diamo spazio ai giovani, lo facciamo da settembre con orgoglio. E invece abbiamo collegato con, poi avremo anche degli altri ospiti dopo, ma li presenteremo dopo, abbiamo collegato invece il sindaco di Verona, l'avvocato Federico Sbuarina. Buonasera sindaco. Buonasera. Benissimo, ecco sindaco, prima di tutto ovviamente partiamo subito con lei perché so che lei ha poco tempo, in effetti un periodo questo dove i sindaci sono effettivamente sotto pressione. Allora qualcuno all'inizio l'ha accusato un po' di immobilismo, invece ci sono tante idee che lei sta per affrontare, potremmo dire una Verona che cambia. Grandi cantieri di restauro all'Arena, all'ex Arsenale, una nuova variante urbanistica. Ecco, quindi cerchiamo di spiegare più in dettaglio perché sono sicuramente tanti i suoi concittadini che ci stanno guardando, quindi diamo un input costruttivo a quello che sta succedendo a Verona. Intanto buonasera a tutti. Immobilismo, sento il ritorno della voce. Ci siete? Eccomi qua. No, dicevo immobilismo, insomma, quando siamo partiti generalmente si inaugurano le cose che vengono fatte nella precedente amministrazione. Se non è stato fatto niente nella precedente amministrazione bisogna seminare per poter raccogliere. Adesso, come stava dicendo correttamente lei, stiamo raccogliendo i frutti di questi primi anni di lavoro. Ha citato solo alcune delle cose che stiamo facendo. Uno è appunto il grande cantiere sull'Arena, sono 14 milioni di euro di investimento attraverso un art bonus.
un cantiere che nel periodo invernale, quando la stagione estiva è ferma, a prescindere evidentemente dal Covid, che mette in sicurezza l'arena e ce la rende e ce la restituirà fruibile per le prossime migliaia di anni, perché evidentemente è un monumento, per noi è un gioiello, è fondamentale, un monumento che, pensate, più grande teatro al mondo all'aperto, nel 2019, l'ultima stagione piena, diciamo, pre-Covid, all'interno dell'arena solo per assistere alla lirica e ai grandi concerti sono entrate qualcosa come 1 milione di persone, quindi voi capite qual è l'importanza e l'indotto che genera l'arena per la città di Verona. Poi c'è l'Arsenale austriaco. Proprio in queste settimane, dopo una grande condivisione con la cittadinanza, abbiamo revocato all'inizio del mandato quello che era il progetto di un centro commerciale nel pieno centro della città e siamo partiti invece con un processo di condivisione. Abbiamo abbattuto le palazzine, quelle che non erano evidentemente vincolate ma che erano state fatte negli ultimi decenni del secolo scorso, nulla che avevano a che fare con l'Arsenale austriaco, e partiremo nelle prossime settimane con il restauro dei tetti per restituire finalmente, dopo decenni di abbandono, l'Arsenale alla cittadinanza, alla comunità veronese, ma non solo, perché la posizione strategica che ha, per chi conosce Verona, appena al di là del ponte di Castelvecchio, ne fa un centro che diventerà un grande parco, ma con tante destinazioni, dall'Accademia delle Belle Arti a un grande mercato coperto, ad una cittadella, diciamo, dai più giovani fino ai più anziani nel pieno centro della città, e questi sono cantieri, siamo già alla progettazione, alla aggiudicazione, quindi cantieri che partiranno nelle prossime settimane. E poi la grande variante, quella che prende il numero, appunto, la variante 29, che è una variante importantissima perché, pensate, abbiamo lanciato le manifestazioni di interesse poco prima di Natale, sono arrivate 145 adesioni, manifestazioni. Cos'è la variante 29? È praticamente il ridisegnare la città attraverso il recupero di tutti quegli spazi che sono abbandonati, degradati o che hanno semplicemente un posizionamento all'interno della città che non ha più senso rispetto a quello che è la visione, la crescita della città. E in tutti questi siti che sono sparpagliati un po' in ogni parte della città sono arrivate 145 manifestazioni per rigenerare un tessuto urbano che da troppi anni, da alcune parti, da alcuni decenni, era completamente abbandonato. E poi aggiungo una cosa che non ha citato, ma che sarà il vero cambio di volto per chi verrà nella nostra città, che è quello che noi abbiamo chiamato il Central Park. Quando oggi si arriva alla stazione di Verona, da una parte c'è il centro storico, dall'altra parte c'è lo scalo merci, che è come una grande ferita, diciamo, che divide la parte sud della città, quella dove c'è la fiera, per capirsi, con il centro storico. Ecco, lì siamo in una fase avanzata con le ferrovie per la creazione di un grande parco urbano. Tenete conto che sono 500.000 metri quadri, quindi 500.000 di metri quadrati, che diventerà una vera e propria ricucitura. Spostando il baricentro della città, diventerà il centro della città con la nuova stazione dell'alta velocità che a sua volta sta andando avanti, per fortuna negli ultimi mesi molto velocemente. Insomma, la somma di queste cose ci porterà poi ad un traguardo, che è un traguardo di tutto il Veneto, ma che è un traguardo anche in particolare della città di Verona, perché, come sapete, Verona è città olimpica 2026, Cortina Milano, perché ospiteremo la grande cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Quindi, insomma, una città che è in grande movimento, ma che soprattutto, mi permetto di dire, anche e soprattutto in questo periodo di pandemia, quindi un periodo difficile, è veramente fortemente attrattiva, perché sulle tante iniziative che stiamo portando avanti c'è un interesse a livello internazionale, perché poi noi abbiamo la fortuna di essere una grande città d'arte con una posizione strategica dal punto di vista geografico, e un interesse che, nonostante il Covid, è ancora elevatissimo. Ecco, innanzitutto le faccio i complimenti, perché restituire al territorio, ai cittadini, cioè riappropriarsi degli spazi talvolta magari abbandonati, ma non così perché purtroppo non c'è altra possibilità, invece riappropriarsene penso che sia doveroso di ogni amministrazione, ma anche di ogni cittadino, reagire e avere voglia di gustare e di vivere il proprio territorio in una maniera, altrimenti significa abbandonare al degrado, abbandonare all'indifferenza. Quindi io veramente su questo le faccio i complimenti. Un'altra cosa, Sindaco, 700 anni della morte di Dante, so che state sviluppando delle iniziative, perché Verona è principalmente cultura. Io mi ricordo, a me piace moltissimo passeggiare quando posso per Verona, è veramente una cosa che mi ha sempre stupito, questi cartelloni continui, iniziative teatrali, culturali, mostre. Ecco, quindi
una città che non deve assolutamente smettere di svolgere queste iniziative culturali. No, assolutamente no, anche e soprattutto in un periodo come questo è fondamentale. Noi ci stiamo preparando, allora io ragiono come se, tra virgolette, il Covid non ci fosse, cioè che per i prossimi mesi voglio essere pronto a fare tutte le cose che rendono attrattiva, importante, bella la nostra città a livello internazionale. Ovviamente dovremo fare i conti, ma magari ne parliamo tra un attimo, con quello che il Covid comunque ha generato. 700 anni di Dante è una data importante, tenete conto che ho recuperato un cartellone dei festeggiamenti dei 600 anni, quindi 100 anni fa c'era Ravenna, Firenze, le tre città dantesche sono Firenze, Verona e Ravenna, non c'era Verona, quindi siamo riusciti ad entrare a ragione, perché vuol dire Dante è stato qui in esilio, ha scritto parte del Paradiso e qua ha passato una parte importante della sua vita. 700 anni che stiamo costruendo con il Ministero, con le altre città dantesche, con Firenze e con Ravenna, e con un cartellone che va veramente a 360 gradi. Guardate, va dal pop, perché io ritengo che Dante sia la figura più importante, evidentemente il sommo poeta, ma è anche la più pop che abbiamo, perché è la lingua italiana che nasce, è quello che unisce tutti noi. Quindi cominceremo tra le varie cose, avremo, sembra quasi che non possano stare insieme, invece secondo me sì, una tappa del Giro d'Italia che è stato presentato proprio oggi, la Ravenna-Verona, proprio su una mia idea di un paio d'anni fa agli organizzatori, il fatto di rendere omaggio a Dante anche attraverso una delle più grandi manifestazioni sportive che il nostro paese ogni anno fa, che è appunto il Giro d'Italia. Quindi da lì andremo poi sulla cultura, sulle iniziative, sulle mostre, sui grandi concerti. Avremo molto probabilmente il maestro Muti nel mese di settembre, tra l'altro sarà già qui, e questo sicuramente per la prima dell'Arena il 19 di giugno della stagione lirica. Insomma, un cartellone che si aggiunge alle iniziative importanti che dobbiamo mantenere. Dobbiamo mantenere perché questa è una città d'arte e di cultura che vive anche e soprattutto dell'indotto turistico, e noi insieme alle altre città d'arte probabilmente siamo tra le più penalizzate, perché il comparto turistico è quello più penalizzato, e comparto turistico significa tanto per noi, non voglio dire tutto, ma tantissimo sicuramente, dagli alberghi, ai bar, ai ristoranti, ai negozi, a tutto l'indotto a cascata che genera. Vi parlavo prima dell'Arena quando dico nessun altro teatro al mondo può contenere in 3 mesi, 4 mesi 1 milione di persone, di spettatori. Quindi per noi sono fondamentali queste iniziative, come è fondamentale festeggiare e rendere omaggio al sommo poeta. Ecco, senta Sindaco, lei quando va in giro che cosa percepisce da parte dei cittadini? Rassegnazione oppure voglia di riscatto? E quindi in questo senso che tipo di confronto c'è? Ma secondo me oggi la parola forse è tanta stanchezza, perché si riesce a reggere 1 mese, 2 mesi di lockdown, è un anno, è esattamente un anno che stiamo vivendo questa situazione con il lockdown, poi una falsa partenza che è stata quella dell'estate scorsa, per poi richiusure, quindi alla lunga tutto questo logora perché siamo tutti coscienti, e la mia comunità ne è assolutamente cosciente, che c'è ancora in atto un'emergenza sanitaria, ma è un'emergenza sanitaria che alla lunga ha generato anche un'emergenza economica, e l'emergenza economica poi si porta con sé sempre l'emergenza sociale. Noi stiamo vedendo nel nostro osservatorio le nuove povertà, tante famiglie veronesi, tante famiglie, tante persone che fino al lockdown vivevano dignitosamente, soprattutto in quei comparti legati al turismo che dicevo prima. Famiglie che adesso hanno avuto bisogno di buoni spesa per comprarsi da mangiare, famiglie che hanno avuto bisogno di buoni spesa per comprarsi le medicine, o dei contributi che abbiamo erogato anche grazie alla Regione Veneto per gli affitti, perché poi i beni primari sono il mangiare, il curarsi e l'avere un tetto sotto cui stare, e sono dei beni che però tante famiglie anche in una città ricca dal punto di vista economico come questa, tante famiglie sono entrate in difficoltà. Vi do anche i numeri se volete, dai buoni spesa che abbiamo distribuito noi abbiamo acquisito, se così si può dire, circa 3.000 famiglie, che sono circa 8.000 persone, che sono entrate a contatto con i servizi sociali e prima del lockdown erano sconosciute, cioè prima del lockdown erano famiglie che, ripeto, vivevano dignitosamente e non avevano bisogno del buono spesa o dell'ausilio dei servizi sociali. Questo ha generato il lockdown, dove peraltro la mia preoccupazione è che oggi viviamo ancora in una bolla fatta di blocco di licenziamenti, fatta di cassa integrazione, una bolla che finirà.
e quando finirà, quindi la preoccupazione è che questi numeri siano destinati ad aumentare sensibilmente. Ecco, bene, allora Sindaco, io innanzitutto volevo dire che noi siamo stati a ottobre a intervistare i commercianti a Verona attraverso il presidente della corporazione dei commercianti del centro storico, però quello che abbiamo visto è in effetti un tessuto imprenditoriale determinato, cioè consapevole della situazione diciamo, che si stava poi creando, però diciamo, determinati ad andare avanti. Quindi Verona diciamo, è stato è un esempio diciamo, di città secondo me completa sotto tutti i punti di vista come bellezza artistica, di cultura e anche di varietà, perché c'è la possibilità del lago, ci sono i vicinissimi parchi a tema, quindi comunque una città gradevolissima. Quindi io veramente la ringrazio se vuole magari dire qualcosa e comunque veramente del suo impegno di prima linea, perché comunque che sia di esempio anche agli altri sindaci per poter fare ancora meglio, perché è uno stimolo in più. Molti dei sindaci in questo periodo sono stati messi sotto pressione, però c'è ancora tanto da fare e molto da fare. Sì, sicuramente sì. Noi, come dicevo prima, ci stiamo preparando. La comunità e ha sottolineato correttamente le nostre attività economiche, i nostri imprenditori sono molto determinati, non solo i veronesi, ma i veneti in generale, cioè sono veramente molto determinati. L'abbiamo visto l'estate scorsa, no? Una comunità che colpita da un uragano non ha aspettato che arrivassero gli aiuti, ma si è rimboccata le maniche e da un giorno all'altro ha rimesso la città in piedi dopo essere stata completamente devastata, basti pensare a migliaia di alberi abbattuti. È chiaro che la determinazione di una comunità intera in una guerra, perché questa è una guerra, non è sufficiente, quindi ci vogliono certezze, ci vuole meno burocrazia, ci vogliono interventi seri da parte del governo a ristorare tutte quelle attività che per necessità evidente sono rimaste chiuse o hanno lavorato molto meno, perché quando c'è una guerra la comunità può rimboccarsi le maniche, ognuno fa il suo, ma è evidente che se non c'è un intervento importante è difficile rialzarsi, e questo è l'auspicio e la richiesta, più che l'auspicio è proprio una richiesta che io faccio anche al nuovo governo, perché ognuno deve fare il suo, nessuno deve tirarmi dietro la gamba, no? Si dice in gergo calcistico. Ecco, noi sicuramente ce la stiamo mettendo tutta, però è necessario che ci siano degli interventi importanti. Lei spera, Sindaco, che col nuovo governo le cose possano cambiare? Ma guardi, io sono un pratico e quindi non è che spero, io lavoro e poi ognuno deve fare il suo mestiere, quindi io me lo auguro, ma me lo auguro per i nostri territori, per la mia comunità, per le nostre imprese. Qui non è una questione di colore politico, evidentemente. Quando c'è una guerra, e io lo sottolineo perché forse sottovalutiamo l'impatto, o forse no, ma insomma ne siamo coscienti che l'impatto che ha generato la pandemia è un impatto pari a quello della seconda guerra mondiale, dal punto di vista dell'impatto economico in negativo, ovviamente, dell'impatto sociale. E quindi qui bisogna fare squadra tutti insieme, cioè non c'è questione di colore o di appartenenza. A maggior ragione un sindaco ovviamente è il sindaco di un'intera comunità, ma è proprio il momento in cui tutti dobbiamo stringerci, ovviamente ognuno mettendo del suo, ognuno mettendo quello, anche mettendo, non dico il sale sulla coda, però dando delle idee, ma sempre in modo positivo e propositivo. Io quello che chiedo sempre, e penso che sia normale tra maggioranza e opposizione, cioè ci sono scelte che non vanno da maggioranza e opposizione. Io veramente detesto chi strumentalizza una situazione come questa, chi strumentalizza l'emergenza sanitaria, chi strumentalizza i morti che abbiamo avuto, perché ci dimentichiamo che tante persone non ci sono più, che tante persone hanno sofferto, che tante persone sono in crisi economica, quindi basta fare questa fotografia per dire dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Io spero che il governo, ma lo speravo prima del vecchio governo, lo spero adesso, che faccia esattamente quello che serve alle nostre comunità, perché non ha senso fare interventi o a pioggia o contributi magari a volte anche un po' stravaganti, mi permetto di dire. Serve, e in questo i sindaci sono i primi, non so come dire, i primi soggetti che intercettano quelle che sono le esigenze della comunità. Viene detto tante volte, no, ascoltate anche i sindaci, ma non perché, cioè, perché è un'assunzione di responsabilità, ma un'assunzione di responsabilità perché quando io esco di qua i cittadini parlano con me, identificano nel sindaco l'istituzione.
non c'è governo, non c'è, tutto viene identificato nella prima persona che rappresenta l'istituzione e che tu trovi in Piazza Bra, perché il Presidente del Consiglio deve andare a Roma e non lo vedi e non lo trovi. Il sindaco, se esce a bere un caffè, lo incroci tutte le mattine. Certo. E quindi dobbiamo dare delle risposte, ma ognuno ovviamente per le sue competenze. Bene, Sindaco, allora la ringrazio della sua disponibilità, la lasciamo ai suoi impegni, veramente un caro saluto a lei e se mi permette un abbraccio a Verona e ai veronesi perché insomma continuino a tenere botta come tutti i veneti. Grazie ancora, Sindaco. Grazie. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Bene, direi che allora che possiamo lanciare lo stacchetto pubblicitario, rimanete con noi. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, bentornati in diretta. Come sapete noi siamo insieme Idee e Persone TV, quindi una nuova maniera di concepire l'informazione e ovviamente la diffusione di queste informazioni. Abbiamo scelto una linea non sensazionalistica, non tanto per attirare l'audience, ma invece molto informativa, molto sobria, molti contenuti veritieri, verificabili e attendibili. Quindi siamo la mattina con il nostro Il60 News, con la diffusione degli articoli del nostro quotidiano online, poi alle 13, 13.15, 13.30 abbiamo il nostro TG, raccogliamo le informazioni che vengono dalle testate online, le maggiori testate giornalistiche online e anche locali, e poi l'opinione, lo spazio che sapete mi concedo 5 minuti per parlare di quello che penso liberamente, e poi il nostro pezzo forte, il talk show Insieme, Idee e Persone, che vengono mercoledì e giovedì. Abbiamo in programma altre iniziative, ovviamente ve le sveleremo man mano, ci stiamo organizzando pur in questo momento di particolare difficoltà. Bene, grazie Insieme alle Persone TV, mettete mi piace, mi raccomando. Bene, abbiamo collegati qui con noi invece, vero collegati, Roberto Padrin, che è presidente della provincia di Belluno per il Partito Democratico. Buonasera Padrin. Buonasera. Simona Siotto, è invece assessore comunale a Vicenza alla cultura e ambiente. Buonasera, buonasera Siotto. Buonasera. Bene, buonasera a tutti. Bene, allora Giacomini, entriamo un po' nel vivo di questa cosa. In effetti il sindaco Sborina ha detto una cosa molto interessante, un assist per il conduttore. Speriamo che col nuovo governo, io puntini, non aggiungo nulla, faccio dire a lei cosa ne pensa. Ma il governo Conte 2 è inciampato sostanzialmente su come andare a spendere il Recovery Fund, quello è stato l'elemento. E credo che la scelta del Presidente Draghi sia stata una scelta di garanzia, sia per l'esperienza che ha maturato a livello nazionale che a livello internazionale. Io credo che sia assolutamente necessario non disperdere quelle risorse e fare investimenti importanti. Investimenti in infrastruttura. Questo ha un doppio effetto. Uno, sono soldi che poi ti ritrovi, perché sistemi una casa, sistemi le strade, sistemi le scuole, eccetera. In secondo luogo, sull'economia avrà un effetto domino, un effetto
Basta pensare a quella che era la politica keynesiana dell'investimento nel settore pubblico per superare le crisi economiche. Questo diventa strategico e fondamentale, altrimenti noi rischiamo di avere un'ondata che passa come le piene di autunno, cioè arriva l'acqua alta e dopo una manciata di giorni torna il livello basso del fiume. Se invece noi facciamo investimenti seri, importanti, infrastrutturali, allora credo che questa possa essere, diciamo, anche un momento di speranza per il nostro Paese. Quindi non più reddito di cittadinanza, soldi spesi male. Io credo che noi dobbiamo, c'è un vecchio adagio, no? Che si dice, alla persona non devi dare da mangiare, devi dargli la canna per andare a pescare e procurarsi. Ecco. Noi dobbiamo creare le premesse perché il nostro tessuto economico, come ha detto il sindaco di Verona, è un tessuto vivace, fatto di imprenditori molto tenaci, eccetera. Dare a questi la possibilità di dare il meglio di sé. Di conseguenza investimenti in cose che servono, in infrastrutture. Per infrastrutture si intendono anche, per esempio, noi abbiamo ancora forti carenze, lo abbiamo visto con la DAD, per esempio sui cablaggi delle città e dei paesi, eccetera, anche al nord. Ecco, non è che siamo messi benissimo, per cui investimenti e poi per chiudere il cerchio abbassare il livello della burocrazia, in modo che ci sia un effetto, diciamo, snello, non che l'imprenditore, perché a volte si sente parlare, no? Finanziamenti a tassi agevolati, ultra agevolati, eccetera. Se uno poi deve affrontare che deve pagare un'ira di Dio di commercialista o per poterli, e dopo ha sempre la spada di Damocle che si è sbagliato la virgola, gli ricusano il finanziamento, eccetera. Ecco, con questi sistemi non si va da nessuna parte. In effetti Bisogna avere anche fiducia della nostra classe imprenditoriale. Credo che questo sia un elemento essenziale. E dargli gli strumenti perché questa possa reagire. Però diciamo, Giannini, effettivamente la cultura oggi politica dominante è quella di andare contro l'imprenditore cattivone, evasore, sfruttatore, non so, sembra, in America magari gli imprenditori vengono incentivati, in Italia vengono mortificati, quindi come fare per cambiare questo passo? Perché senza gli imprenditori non si crea ricchezza, non si creano posti di lavoro, forse c'è qualche partito che piacerebbe l'idea di avere tutti poveri, evidentemente, però ecco, quindi questo cambio di passo secondo lei come si può attuare? E in effetti non parliamo di un cambio di passo politico, ma un cambio di passo anche culturale, ridare, una cosa interessante, cioè come ridare fiducia agli imprenditori. Scusi, vediamo, c'è una telefonata da casa, 049 63 11 11 per chi volesse intervenire. Pronto, chi parla? Sì, pronto? Pronto, chi parla? Sì, buonasera, chiamo da Verona, Massimiliano, salve. Sì, prego. Senta, io volevo un po' tagliare la testa al toro il discorso che ha appena fatto il signore, perché proprio oggi parlavo con una persona, parlavate appunto del credito al consumo, no? E mi diceva, vedi, c'è un piccolo particolare, no? Si parla di crisi, si parla della gente che non ha i soldi, però fatalità, se tu vai in un negozio ad acquistare ora quel famoso iPhone, parliamo di quello della Mega, no? L'ultimo tipo, non ne trovi neanche uno. E questo a me mi ha fatto un po' sorridere, perché allora mi sono detto, ma non è che sia proprio questo famoso credito al consumo che sta rovinando le famiglie? Allora io chiedo, forse oggi, pandemia, problemi di persone senza lavoro, si fa tutti più fatica, non è arrivato il momento di educare la gente a come si spende i soldi? Perché se tu oggi vai in banca, la banca cosa fa? La prima cosa che fa, e tu magari di soldi nelle tasche non ne hai, ti dice va, ti presto, poi tu piano piano ti fai la rata piccola, la light rate, decidi tu quanto ridare indietro, e la gente così ne fa una, ne fa due, ne fa tre, e poi sappiamo benissimo come vanno a finire queste cose. Devo sapere un attimo così l'opinione, che credo sia un tema piuttosto interessante questo. Ecco, mi ha colpito più che altro il fatto di sentire, tu vai a cercare questo telefono e ragazzi non ne trovi, quindi
Sì, È un po' il sì, cane che si interessante. muove dalla coda, non so vogliamo. Grazie Massimiliano da Verona. Ecco, poi aggiungerei a Massimiliano, ovviamente il tempo scorre, facciamo rispondere Dianin, che comunque c'è quel problema lì effettivamente, non si trovano gli iPhone, qualcuno direbbe perché non ne producono molti. Io aggiungerei anche il fatto che ci sono degli annunci di lavoro a cui gli italiani non rispondono perché non se la sentono, quindi preferiscono stare a casa in attesa della NASPI, in attesa del sussidio, in attesa della disoccupazione e non rispondono agli annunci di lavoro, magari di un altro lavoro. C'è gente di 55 anni, 54 anni che dovrebbe riciclarsi, dovrebbe avere piacere di trovarsi un altro lavoro e non rispondono agli annunci di lavoro. Quindi anche questa è una cosa strana, anomala. Pianino, vediamo di dare una interpretazione alle cose che sono state dette. Anzitutto, secondo il mio punto di vista, in Italia bisognerebbe ricominciare dalla piccola e dalla media impresa. Piccole e medie imprese sono il motore del nostro paese. Questo sicuramente si deve attuare partendo da una politica di riaperture in sicurezza, ma riaperture, questo è chiaro. Sono stati dati degli aiuti alle imprese, probabilmente a qualcuno non sono bastati, come è comprensibile, ora però bisogna ricominciare tutti insieme, sempre con le giuste regole anticontagio, a riaprire, a rimettersi in moto, a rimettere in moto l'economia. Mi vorrei anche collegare al fatto che durante la pandemia ci sono delle multinazionali che sono diventate molto più ricche rispetto al pre-pandemia, chiaramente, quindi penso all'e-commerce, chiaramente a scapito di queste piccole e medie imprese. Secondo me questo governo dovrebbe partire con l'incentivo all'acquisto, per esempio nel negozio sotto casa, piuttosto appunto che nei grandi supermercati, nei grandi centri di distribuzione o piuttosto certamente che su Amazon. Diventa un po' difficile sviluppare questa cosa con la lotteria degli scontrini, cioè non si farebbe così. Però insomma uno del PD che dice che bisogna ridare fiato alle piccole e medie imprese, a me fa molto piacere. Riaffronteremo l'argomento. Roberto Parisi, Presidente, noi ci siamo conosciuti un anno fa circa alla Fiera del Gelato di Longarone, che comunque, dove lei è anche sindaco. Chiaramente poi quella fiera lì l'anno scorso mi pare che non si è tenuta, però c'è la prospettiva invece di una nuova fiera a maggio. Ci vuole un po' accennare a cosa bolle in pentola? Bolle in pentola, bollerebbe tantissime cose. Il problema è che è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione che ancora non ci può permettere di programmare in maniera certa e sicura quello che sono le manifestazioni che vorremmo realizzare nel corso appunto della, diciamo così, della tarda primavera e dell'autunno. Io mi auguro che tutto possa, diciamo così, trovare delle strade di soluzioni attraverso i vaccini, attraverso un calo dei contagi, ma vedo che oggi sono stato intervistato da un Corriere del Veneto dove mi parlavano che la provincia di Belluno e quella di Crotone sono quelle che stanno rischiando di avere il maggior numero di varianti sul territorio. Alcuni dicono che potrebbero essere portate a causa dei mondiali di Cortina. Io sinceramente non ho le conoscenze e sono esperto per capire questo, però è chiaro che di fronte ad uno scenario del genere anche l'attività fieristica subirà sicuramente, ha già subito un fortissimo contraccolpo. Mi auguro che veramente si possa liberalizzare nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo un programma di costruire della Fiera della Caccia e della Pesca, poi avremo il programma della Fiera Foreste, di Arredamonte, della Mostra del Gelato. È chiaro che abbiamo passato un anno veramente molto complicato. C'è arrivato da parte dello Stato un ristoro consistente, quindi da questo punto di vista diciamo che le attività fieristiche sono riuscite, diciamo così, in parte a calmierare quelle che sono state le grosse perdite o meno i mancati introiti che hanno ricevuto. Mi auguro che, ripeto, che dalla tarda primavera, dall'estate, si possa ripartire veramente con un'attività che è estremamente importante per tutta l'economia della provincia di Belluno, perché comunque le fiere generano un indotto molto consistente. Ecco, senta Presidente, poi fra l'altro la montagna è salita alla ribalta della cronaca quando invece il ministro Speranza
ha staccato la spina dell'impianto di risalita dicendo qualche ora prima della parte del lancio del colpo di pistola dello start, perché qualcuno evidentemente del CTS l'avrà convinto a non farlo. Però alla fine corriamo il rischio di dimenticarci dei problemi della montagna, che comunque vive di turismo, perché per fortuna è una doppia stagione, quindi quello sciistico e quello estivo, però di fatto, diciamo, secondo me, nei confronti della montagna, e specialmente quella veneta, dove evidentemente è una preponderanza importante di capacità turistiche, dimenticata un po' da Roma, come se alla fine staccare la spina 12 ore prima, 10 ore prima della partenza fosse comunque una soluzione valida. C'è una mancanza di rispetto, di considerazione, secondo me. Ma quello che è stata, diciamo, la cosa che abbiamo contestato è sicuramente proprio la tempistica, come giustamente diceva lei. Non è possibile poche ore prima dall'annuncio di riapertura trovarci tutto chiuso, soprattutto anche perché ci sono state delle spese sia da parte degli impiantisti, ma di tutto l'indotto, quindi soprattutto quello alberghiero, che era pronto a ripartire. Io devo dire sinceramente che quel giorno ero a Cortina ai Mondiali e devo dire che tra gli addetti ai lavori c'era abbastanza la sensazione che non si poteva riaprire, però questo lo si doveva dire ben prima. Ecco, questo è un po' la grande contestazione che la montagna ha avuto attraverso tutta una serie di rimostranze. Noi ieri in Consiglio Provinciale abbiamo approvato anche un ordine del giorno in cui viene dato mandato proprio al Presidente, quindi al sottoscritto, di diciamo così, far sentire la voce del territorio nei confronti del governo affinché vengano determinate al più presto delle forme di ristoro e di indennizzo a tutte queste attività. Qua ci troviamo di fronte a tantissime persone, soprattutto a famiglie di persone che sono dipendenti stagionali, che quindi quest'anno di fatto non hanno lavorato, e quindi le conseguenze sull'economia familiare sono veramente molto molto importanti. Quindi devo dire che mi auguro che questo nuovo governo, con questo nuovo corso, possa intervenire in maniera veramente veloce su queste che sono le esigenze dei bellunesi, ma di chi vive la montagna, perché sicuramente noi in provincia viviamo fondamentalmente di turismo, ovviamente accanto a tutto il settore del manifatturiero e quindi dell'occhialeria in particolare, però il turismo è fondamentale e devo dire che questa è stata una mazzata fortissima che ha bisogno di interventi. Poi Ecco, posso intervenire, certo. le dico solo, la scritta Partito Democratico, io sinceramente tessere di partito non ne ho. Ah, però... ho capito. Ah, no, beh, ho fatto bene anche... No, fatto... ma sono sempre stato un civico, ma insomma, vabbè, mi sono stato etichettato in diverse correnti politiche, però al momento ancora tessera non ne ho mai avuta. Quindi è un freelance lei in pratica, come si dice Esatto. in gergo, è un freelance. Va bene, allora faremo togliere la scritta alla regia. Senta, Siotto, quindi parlando col Presidente, effettivamente parliamo della difesa del patrimonio montano, quindi che non vuol dire semplicemente le Dolomiti, ma vuol dire, noi abbiamo, insomma, certe volte quando c'è la bella giornata si vedono dalla pianura le montagne che circondano tutto il Veneto, quindi anche la provincia della sua bellissima Vicenza, quindi cerchiamo un po' di capire come questo aspetto ci riguarda da vicino, perché non è una cosa così, perché uno pensa alla montagna, come io immagino sempre l'impiegato del Ministero del Sud a Roma che dice la montagna, chissà che cos'è, e invece è una cosa che per esempio a noi veneti ci riguarda molto da vicino. Noi abbiamo un territorio straordinario per il quale nel giro di mezz'ora passiamo dal lago di Garda ad Asiago, a Cortina, piuttosto che a Jesolo. Siamo veramente, devo dire, una regione fortunata, che forse è anche quello che a volte ci penalizza, perché dal punto di vista turistico il Veneto è una delle regioni che offre più di tutti anche come città d'arte. Io faccio parte di quelli che aspettava ansiosamente l'apertura della montagna, ma più che altro io aspetto ansiosamente delle regole certe, perché anche nel mondo della cultura, guardate, trovarsi venerdì che il lunedì si potevano riaprire i musei è stato qualcosa di sconvolgente, come se aprire un museo fosse, non so, tirare su, io l'ho paragonato alla saracinesca di un garage. Non è così che funziona. Dietro un museo, dietro un luogo della cultura, così come dietro un teatro, un cinema e dietro tutto il mondo della montagna, ma alla fine dietro ogni mondo che lavora con serietà c'è programmazione, ci sono persone che lavorano, ci sono investimenti da fare,
c'è soprattutto un percorso che si vuole costruire e che merita quantomeno rispetto. Io sono corsa a riaprire il circuito museale come una bambina il giorno dell'inaugurazione, perché ero talmente felice di riaprire il Teatro Olimpico, di riaprire la Basilica Palladiana, di riaprire il Museo Chiericati, ma solo per citarne 3 di quelli che sono i luoghi, che ovviamente l'ho fatto. Però sono anche molto sincera, avrei preferito una data certa, regole certe più avanti, e che quelle fossero proprio con delle certezze anche da indicare ai cittadini, perché nell'incertezza poi alla fine le persone sono anche molto meno incentivate, si creano tutte quelle regole frammiste, no, tra di loro, per cui fai molta fatica a dare indicazioni, e questo psicologicamente fa male, ma poi fa male anche finanziariamente. E a me non interessa che faccia male a me come assessore alla cultura, a me dispiace che faccia male alla mia città, che è la cosa tra l'altro che amo di più e che voglio valorizzare. Questo è un po' secondo me il fil rouge che riguarda tutte queste regole frammentate. Pensiamo anche al mondo dello sport, altro voglio dire grande danneggiato, e che poi alla fine vuol dire danneggiare i nostri ragazzi, la loro formazione e la loro cultura. No, perché poi in effetti, diciamoci la verità, Assessore, in Veneto la propensione alla cultura era, cioè parlo dei veneti, dei residenti, non è che fosse questa granché di propensione, quindi i musei vengono visti dai turisti paradossalmente, magari conosciamo forse il turista che viene a Venezia, a Verona, a Belluno, conosce di più che non magari quelli che ci abitano vicino. Però nonostante questo È vero, bisogna riaprire un po', speriamo che quindi parlando di questa cosa la gente si ricordi, abbiamo un teatro, perché anche questo va detto, bisognerebbe spingere un po' di più le persone, i residenti, ad andare a teatro. Sì. Però forse bisognerebbe anche analizzare questo fenomeno, no? Allora è vero, io lo vedo, rappresento una città che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, Andrea Palladio è quasi più conosciuto in America a volte che in certe zone dell'Italia, e a Vicenza viene dato spesso per scontato, ci sono moltissimi vicentini che magari al Teatro Olimpico non sono mai andati, o che le varie Ville del Palladio, che sono, voglio dire, decine sparse non solo nella provincia di Vicenza, anche nelle altre, non sono mai andate. Però la verità è che da tanti anni si investe poco nella cultura e soprattutto nel patrimonio immobiliare culturale. Noi abbiamo delle cose straordinarie nelle nostre città che a volte non conosciamo nemmeno noi, a volte sono chiuse, e anche quando io ho partecipato alle assemblee nazionali dell'Anci Cultura mi sono permessa veramente nel mio piccolo e con profonda umiltà, perché poi io sono un po', mi definisco sempre un avvocato prestato alla politica, e cerco però di fare della mia professione un qualcosa in più che mi consenta, come diceva prima Giacomin, che saluto affettuosamente, no? di portare la mia esperienza personale e professionale in questa avventura straordinaria che ho l'onore di rappresentare e di vivere. Veramente non si può pensare a una ripartenza della cultura del nostro paese se non si pensa prima di tutto a valorizzare, a tutelare, a migliorare, se possibile, quello che è il nostro meraviglioso patrimonio immobiliare. Sì. Noi abbiamo delle città, penso a Vicenza, ma penso anche a Verona, a Treviso, a Venezia, che alla fine sono dei piccoli musei a cielo aperto. Non a caso sono spesso scenari di film, ma perché Vicenza è piena di luoghi meravigliosi, straordinari, romantici, carini, che scenograficamente vengono bellissimi e che diamo un po' per scontati. Ripartiamo dal voler bene davvero alle nostre città e valorizzarle, e il segnale migliore ce lo danno i cittadini quando adesso riapriamo. L'altra sera era un anno che i teatri sono chiusi, li abbiamo aperti con quell'esperienza che abbiamo chiamato Facciamo luce sul teatro. Tantissimi vicentini sono entrati a teatro anche solo per dare un saluto, e non solo nel teatro comunale principale, anche in tutti gli altri teatri di quartiere, ovviamente altrettanto validi e altrettanto importanti dal punto di vista culturale, perché forse averla chiusa la cultura ci ha fatto capire quali sono le nostre radici. Sì, sì, è vero, ecco, quello che diceva lei mi trovo assolutamente d'accordo. Noi ogni settimana abbiamo un esponente, diciamo, del mondo del teatro, del cinema e della cultura, proprio per sensibilizzare i veneti a tornare a rendersi conto che c'è anche questo. Bene, vi racconto questo esempio che è simpaticissimo. Prima della pandemia ho portato un mio amico in macchina sulla riviera del Brenta,
che secondo me è una delle strade insomma, più particolari, queste curve, tutte le ville a destra e a sinistra. E questo ragazzo, è un ragazzo, in continuazione mi diceva: guarda che bella villa, ma guarda che bella statua, ma avete questo? Ecco, il mio occhio, a furia, perché la faccio quasi ogni giorno, ha completamente, diciamo, non nota più nulla, no? Non nota le bellezze. L'occhio esterno, invece, era lui che mi faceva da cicerone, mi diceva: ma guarda, avete qua, guarda qua, sarà del 700, del 500, è un peccato che quella villa è un po' rovinata, eccetera. Quindi questo dimostra che purtroppo ci siamo assuefatti, invece dobbiamo reagire, dobbiamo riscoprire, dobbiamo accendere i fari sulle nostre peculiarità. Assessore, mi trovo assolutamente d'accordo, chissà magari che questa lezione, di questa privazione, si sa che magari quando le cose non le abbiamo più disponibili diventano ancora più desiderabili. Fra l'altro, Padrini, lei è in un'area di comfort zone, come si dice, perché comunque ha due ministri in provincia di Belluno, D'Inca, che saluto perché l'ho già intervistato a settembre, e ovviamente il ministro Daniele Franco, quindi per lei sarà tutto facile, basterà chiamare e avere una corsia preferenziale. Magari fosse così. No, beh, sicuramente Federico è un amico e con lui abbiamo iniziato un percorso ormai da diversi mesi proprio per confrontarci anche su alcune delle tematiche, dei problemi che sono legati alla montagna. Mentre Daniele Franco l'ho incontrato un paio di volte e nei prossimi giorni sicuramente ci sarà l'occasione per confrontarci. È chiaro che quello che noi chiediamo non è una richiesta che deve essere limitata al territorio bellunese, ma all'intera montagna del nostro paese, perché è una parte forse tra le più suggestive e tra quelle che hanno maggior bisogno di attenzione da parte del governo. Quindi noi abbiamo siglato un protocollo d'intesa con le province di Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, che sono le 3 interamente montane in cui anche la legge del Rio dà una sorta di specificità, e con loro attraverso questo protocollo ci presenteremo per cercare di trovare delle forme che possano, diciamo così, garantire delle risorse straordinarie, delle condizioni che possono combattere quello che è un po' il problema della montagna, ripeto, non solo quella bellunese, che è quello dello spopolamento, perché i numeri sono abbastanza chiari e ci portano ogni anno a perdere diverse centinaia di persone. Questo ovviamente indebolisce il nostro territorio, ma soprattutto indebolisce quello che è la valorizzazione, la tutela e la salvaguardia della montagna. Quindi questo è un impegno che mi auguro questo governo potrà prendersi. Sarà un percorso sicuramente non facile, anche abbastanza complicato, ma insomma noi abbiamo delle idee chiare e anche chiare richieste che dovremo fare al nostro Ministro dell'Economia. Ecco, senta, benissimo. Ecco, Assessore Siotto, quindi la scuola, parliamo della scuola un po', che comunque, visto che comunque l'argomento scuola può riguardare da vicino, cosa sta succedendo qui? Cerchiamo magari di fare una sintesi della sintesi. Didattica a distanza, sì, no, si entra, si esce, quelli sì, quelli no. Io sono grande, vado a scuola, sono piccolo, ci devo andare tutti i giorni, l'asilo, le feste di compleanno non si possono fare, c'è un po' di banchi a rotelle, sintetizzo perché sennò dovremmo fare una puntata intera, banchi a rotelle, freno a mano, no, ma ce l'abbiamo da 10 anni, insomma potremmo dire di tutto e di più, però vedo questi ragazzi un po' abbandonati a se stessi. Abbiamo, col rischio, va bene, abbiamo secondo me di tutelare troppo i professori, il personale non docente, abbiamo messo in condizioni questi ragazzi di dare un grande stop alla fase più delicata per loro, che è quella dell'associazione, cioè di relazione, quindi di relazionarsi fra di loro per far crescere la propria personalità, per farsi, diciamo, mettere in discussione dai propri amici, essere criticati, criticare, è il gioco della vita, li abbiamo completamente isolati. Molti ragazzi oggi soffrono anche questo, perché la cultura non è solo quando è nato Garibaldi, ma è proprio lo stimolo, il confronto, l'imbarazzo di dover superare un'interrogazione davanti agli amici, studiare, farsi venire mal di pancia la sera prima che si sa di essere interrogati. Queste cose ti fortificano. Oggi questi ragazzi non hanno più nulla. Assessore Siotto. Guardi, purtroppo parlo io? Sì. Sì, certo, sì.
Guardi, purtroppo nel mondo della scuola, secondo me, che delega che non mi riguarda direttamente, ma qui mi riguarda la mia esperienza di mamma, plurimamma tra l'altro, paga secondo me più di tanti altri proprio la mancanza di programmazione del nostro paese, perché invece di investire sui banchi a rotelle, voglio dire, bisognava investire in edilizia scolastica un po' più seria, un po' più attenta, perché veramente a volte i nostri bambini li mettiamo, anche i nostri ragazzi, li mettiamo in immobili dove noi non andremo mai a passare le nostre giornate, e questo la dice lunga proprio sui limiti che ha avuto il nostro paese nei tanti anni sull'investire invece sulla parte più bella della nostra società, che sono i ragazzi. Uno tra l'altro dei settori che la sta pagando più di tutto, mi consente, è quello dell'università, di cui ci dimentichiamo tutti, forse perché passati 18 anni noi i nostri figli cerchiamo di farli giustamente camminare con le loro gambe, ma guardate che gli universitari stanno veramente vivendo malissimo anni fondamentali di formazione, nei quali anche solo prendere il treno, io ricordo prendere il treno per andare a Padova a fare l'università di giurisprudenza, era una delle esperienze più belle e più formative, così come anche mettersi in fila per prenotarsi un esame, perché ovviamente io all'alba dei miei quasi 50 anni, all'epoca internet non c'era, e quindi mi prendevo il treno delle 6:10 diretta a Zagabria per prenotarmi, e quanto mi ha formato anche quello. Io guardate, sulla DAD potrei dire qualsiasi cosa, nel senso che l'ho vissuta in varie formazioni sui bambini. A 6 anni non può funzionare, a 12 forse funziona, ma la verità è che bisogna ripensare al sistema scuola, che deve diventare meno nozionistica, più portata proprio a valorizzare i talenti dei ragazzi e anche più a tutto tondo. Noi pensiamo che i nostri bambini abbiano una società che gli consente più accesso alla formazione, ma è esattamente il contrario. Oggi viviamo in una società nella quale solo alcune famiglie hanno accesso a molte formazioni, penso al teatro, penso alla musica. Io ho fatto il conservatorio, tutti i miei figli ho in qualche modo suggerito di studiare uno strumento, ma non perché diventi una professione un domani, ma perché saper suonare vuol dire leggere il mondo con occhi diversi, come sapere una lingua straniera in più, ed è importante indipendentemente dalle strade che si prendono un domani, perché saper leggere il mondo nelle sue sfaccettature è comunque un dono che i genitori possono fare ai figli. Io sogno una scuola nella quale un ragazzo si formi indipendentemente dai suoi talenti, ma li possa mettere a frutto. Banchi a rotelle sono state un grande fallimento, ma perché hanno dimostrato che si prende la scelta facile, mentre invece in questo paese bisogna imparare a programmare e a individuare una strada che sia quella giusta, non quella facile, quella giusta per la formazione dei nostri figli. Bene, bene, allora su questa riflessione ovviamente che condivido in pieno, bisogna dare più spazio ai giovani. Noi infatti abbiamo deciso come trasmissione, penso poi Assessore Gli Unici, mi riferisco, dove ogni puntata a tutti i costi abbiamo in trasmissione un giovanissimo della politica. Quindi io faccio la battuta fuori onda, lo dico anche, mi devo tenere buono i giovani, perché domani quando diventeranno importanti si ricorderanno del vecchio che li ha lanciati in TV. Però bisogna fare qualcosa, noi di una certa età dobbiamo fare qualcosa per i ragazzi, che non sia solo promettere, ah sì, faremo le scuole, eccetera. Bisogna dimostrare concretamente di credere in queste persone, bisogna dare qualcosa di nostro, cioè non dare qualcosa che ci avanza, ma rinunciare a qualcosa per i giovani, perché sono, come ha detto lei, Assessore, il nostro futuro, non dobbiamo dimenticarcelo. Bene, io ringrazio quindi, perché adesso so che il collega siete impegnati, quindi vi lascio naturalmente ai vostri impegni professionali. Ringrazio Roberto Padrin, Presidente della provincia di Belluno, nonché Sindaco di Longarone, e l'assessore, l'Avvocato Simona Siotto, Assessore Comunale di Vicenza alla Cultura e all'Ambiente. Grazie, veramente grazie, e continuate così. Grazie a voi. Grazie, alla buona prossima. Serata, grazie a voi. Sì, buona serata. Buona serata, grazie. Bene, quindi effettivamente Vanini, abbiamo visto il sostegno trasversale anche da parte dei nostri ospiti via Skype, perché in effetti adesso io ho fatto questa intro sui giovani, però a parte quello che stiamo facendo noi in trasmissione, che insomma il nostro lavoro, la nostra competenza riguarda questo tipo di attività, però in generale, diciamo in tutte le fattispecie che si sono creati, però ho visto questo governo veramente molto assente nei confronti dei giovani.
le prospettive che non ci sono, non posso andare neanche all'estero a lavorare, l'università che non mi dà gli sbocchi coerenti, professionali coerenti con il mio percorso di studi, quindi delle difficoltà oggettive dove vedo purtroppo, almeno il governo fino a quello che c'era Conte bis, assolutamente sordo rispetto a queste esigenze immediate. Dianin. Beh, dunque, anzitutto io da giovane non mi sento di condannare completamente il governo precedente, perché è chiaro che sono stati fatti degli errori, anch'io penso che i banchi a rotelle siano stati per esempio degli errori, ma è anche vero che è difficile aspettarsi una pandemia globale che alla fin fine è scoppiata da un mese all'altro, quindi degli errori chiaramente sono stati fatti, tutti sarebbero stati colti impreparati. Quello che ho apprezzato della precedente ministra dell'istruzione è che lei in ogni caso, specialmente negli ultimi mesi, si è battuta per un ritorno a scuola in sicurezza, ritorno che è stato purtroppo bloccato da molti presidenti di regione. Io però vorrei allargare un po' questo discorso partendo da due dati. Il primo è che nell'ultimo anno i suicidi tra i giovani sono aumentati del 20%, e il secondo dato, e questo ci fa capire quanto sia appunto importante, come diceva anche prima l'assessora, la socialità che la scuola e l'università danno. Il secondo dato è che in Italia investiamo sulla scuola il 3,5 o 6% del PIL, mentre la media europea è il 5%. Secondo me, e questo in modo condivisibile l'ha detto anche il Premier Draghi, appunto l'Italia dovrebbe mettersi in linea con la media europea. Questo è un discorso che va allargato anche al di là della scuola, c'è anche l'università, in molte università le tasse non sono state abbassate a fronte comunque di un taglio dei servizi. Io ho la fortuna da matricola all'Università di Padova di poter andare a lezione in presenza, però il secondo anno per esempio, in appunto un anno e mezzo di vita universitaria, è andata all'università per soli 3 mesi. Quindi mi trovo io da matricola ad aver fatto più presenza che uno studente del secondo anno. Che facoltà è la sua? Sociologia, scienze sociologiche. Per esempio ci sono dei suoi colleghi che sono venuti qui in trasmissione che non hanno ancora visto i professori, cioè si sono appena iscritti e non sanno neanche, fisicamente non li hanno ancora incontrati. Comunque vabbè, questo è un aspetto interessante da approfondire, ovviamente non vogliamo assolutamente né condannare né dare soluzioni, non siamo qui semplicemente a porre in evidenza questa problematica che c'è. La scuola, sicuramente quello che ha detto Dianin è verosimile, cioè la scuola è sempre stato non è stato mai un problema serio affrontato dai governi, da tutti i governi, forse quelli precedenti a maggior ragione. Sì. Investimenti scolastici ridotti, si è pensato soltanto agli esamifici, cioè a fare concorsoni, vi ricordate prima da Azzolina che voleva fare il mega concorsone a settembre, ottobre, sempre mega consorsi, preso più che altro come riferimento, come bacino di voti per certi partiti. Non entriamo nel merito perché evidentemente se si deve investire solo sul personale e non sulle infrastrutture, evidentemente è un paese non degno di essere al quinto, sesto, settimo posto delle potenze mondiali. Quindi ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Ricordatevi che non avete scusanti se non potete guardare la TV, al canale 15 c'è Facebook, se non avete i social, perché potreste anche non avere i social, c'è YouTube, quindi più di così veramente non si può, quindi siamo contemporaneamente in 3 posti diversi, provate per credere, adesso rimanete con noi solo qualche secondo e poi vediamo ancora di cosa parlare. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso, radime.it. Eccoci in diretta, ringraziamo sempre l'Insieme delle Persone TV, il nostro contenitore che ci dà la possibilità di raccontare, di esporre i fatti, le notizie, e lo facciamo con il senso critico, non per creare allarmismi o sensazionalismi come fanno taluni pur di vendere assolutamente le copie come se fosse l'ultima delle loro cose o la più importante delle loro cose. A noi interessa veramente dare informazione e, passatemi il termine, essere molto critici rispetto a quello che sta succedendo. Il nostro compito non è assecondare nessuno, ma anzi vigilare, vedere, criticare e, se possibile, controllare quello che succede. Abbiamo detto, per esempio, vi ricordate, mesi e mesi, da ottobre, novembre, che dicevamo il governo non funziona, c'è qualcosa che non va, è tutto fermo. E poi, fatalità, le cose si sono evolute come sta succedendo in questo momento. Il Sestante News, con la nostra testata giornalistica che ogni giorno ci propone gli articoli di quello che sta succedendo in quel momento, ricordiamo poi il TG dalle 13:30, 13:15, l'opinione dove vengono esposte le sensazioni di quello che sta succedendo, le critiche se possibile, e poi il nostro pezzo forte, il talk show Insieme Idee e Persone, che va in onda mercoledì e giovedì su canale 15 e anche in diretta Facebook e YouTube, in attesa ovviamente di poter fare nuove cose non appena avremo maggiormente la possibilità di muoverci. Insieme Idee e Persone TV. Bene dottore, veniamo a lei, dottor Franco Chioffi, dottore sul serio, nel senso che poi magari siamo tutti dottori presidenti, però lei è anche ovviamente medico, specialista in neurochirurgia e direttore di neurochirurgia all'ospedale qui di Padova. Nelle nostre trasmissioni, dottore, abbiamo parlato spesso del fatto che comunque alcune persone si lamentavano, anche in diretta qui con delle telefonate, col fatto che molti pazienti non Covid avessero avuto un rallentamento nella programmazione delle loro visite mediche, o addirittura alcune persone hanno parlato di aggravamento della loro situazione perché non c'era più la possibilità di essere operati o di essere visitati. Allora io posso dire che nell'unità operativa di neurochirurgia da me diretta noi abbiamo avuto dei dati in controtendenza. Analizzando l'attività chirurgica del 2020, noi abbiamo registrato un aumento di attività in termini di interventi, in termini di soprattutto patologia di elezione. Per noi la patologia di elezione è soprattutto la patologia oncologica, la patologia di chi è affetto purtroppo da tumori cerebrali, e questi pazienti hanno avuto una corsia preferenziale, non sono stati assolutamente accantonati, anzi i dati lo dimostrano, l'attività è aumentata. Questo, ripeto, in controtendenza rispetto a quello che è stato nelle realtà analoghe della nostra regione e anche, penso di poter dire, del territorio nazionale. Perché siamo riusciti a far questo? Io credo che un fattore sia stato quello organizzativo, e qui devo dare atto che l'azienda ospedaliera di Padova ha creato fin da subito dei percorsi molto chiari e definiti per quelli che erano i pazienti Covid rispetto ai pazienti non Covid. Però non basta l'organizzazione, dentro l'organizzazione ci devono essere delle persone, e io posso dire con un certo orgoglio che ho visto persone, personale medico, personale del comparto, quindi infermieri, sia quelli dedicati direttamente all'assistenza dei pazienti, sia quelli che sono estremamente preziosi e sono dedicati all'organizzazione, alla preparazione dei pazienti, dare il massimo di quello che potevano avere. E quindi sono qui a dire che noi nel 2020 paradossalmente abbiamo fatto di più rispetto al 2019, vale a dire con un mare in tempesta abbiamo percorso più miglia rispetto all'anno precedente. Ecco, è chiaro, dottore, che mi associo assolutamente a quello che ha detto lei, che nessuno tocchi gli ospedalieri, i medici, gli ospedali, l'abbiamo detto sempre, se vi ricordate a marzo, aprile del 2020, quando eravamo testimonial nelle lamentele dei medici che erano
in prima linea senza mascherine e senza protezione. Noi ci siamo resi portavoce anche quando qualcuno ha osato criticare i medici dopo, abbiamo sempre difesi perché comunque sono un patrimonio importante. Sicuramente, dottore, l'eccellenza della sanità veneta ha fatto la differenza, cioè diciamo l'impostazione generale che c'era prima ha dato i suoi frutti. Vi racconto un episodio, un conoscente di un conoscente della Campania, durante il periodo, vi ricordate, in cui era difficile un po' spostarsi, ha riferito a questo mio amico, ha detto: col cavolo che torno in Campania, lì veramente rischio di morire, almeno se ho il Covid in Veneto, forse, anzi ho buone possibilità di farcela. Quindi questo anche la dice lunga su che valutazione purtroppo viene fatta in certe aree geografiche che pagano un po' la surfer di anni e anni e anni. Certamente. Lavorare con in mezzo alla pandemia, una pandemia alla quale nessuno era preparato, abituato, e una pandemia di dimensioni inimmaginabili, non è certo facile. Per quanto poi riguarda la neurochirurgia, noi dobbiamo garantire H24 l'arrivo dei pazienti, non possiamo delegarli perché è l'unico centro neurochirurgico della provincia, e da un bacino molto, molto vasto, oltre ad avere anche una notevole attrazione. Mi riferisco soprattutto ai pazienti oncologici, non solo per la parte neurochirurgica, ma l'attrazione deriva anche dal fatto che questi pazienti si trovano ad avere un percorso post-chirurgico molto ben organizzato, di altissimo profilo. Mi riferisco per esempio all'Istituto Oncologico Veneto, col quale noi lavoriamo a stretto contatto. Quindi questa grande massa, questo grande numero di pazienti molto delicati che arriva e che non possiamo non trattare, a questo flusso deve però seguire anche un flusso in uscita, cioè ad una presa in carico ci deve anche poi essere una ripresa in carico. Mi riferisco soprattutto agli ospedali della provincia, agli ospedali cosiddetti SPOC. Qui forse c'è un punto un po' critico, ma non per dare la colpa agli ospedali periferici, è che evidentemente questa pandemia ha spiazzato anche loro e quindi si sono trovati in situazioni di estrema difficoltà. Qualche ospedale era assolutamente del tutto dedicato al Covid e quindi non poteva poi riprendere in carico i pazienti. Anche i posti di terapia intensiva si sono dimostrati molto pochi per noi. Questo per il fatto che la nostra terapia intensiva ha dovuto assorbire tutto ciò che arrivava e che aveva qualcosa a livello cranico, mentre in altri tempi di non pandemia ciò che non era da operare magari veniva allocato in terapie intensive generali e non di neurorianimazione. La nostra terapia intensiva si è trovata spesso in affanno, ha dovuto ricorrere a posti letto della nostra sala operatoria per far fronte a situazioni di estrema urgenza. Un altro punto, diciamo, dolente che secondo me chi amministra la sanità deve cercare di migliorare è proprio il territorio, cioè il territorio deve ricevere questi pazienti che provengono dall'ospedale hub, mi riferisco adesso al mio reparto, cioè la neurochirurgia. Questi pazienti spesso hanno bisogno ancora di cure neuroriabilitative, ma qualche volta hanno delle esigenze, diciamo, sociali. Ci troviamo ad operare sempre più frequentemente persone molto anziane, persone che vivono spesso da sole o che non hanno la possibilità di avere sussidi, aiuti al proprio domicilio, e quindi il nostro reparto, che deve essere sempre pronto a ricevere pazienti dal territorio, si trova ad avere quotidianamente delle dimissioni difficili, perché il territorio fa fatica poi a riassorbire queste persone. Ecco, questo lo viviamo quotidianamente ed è forse lo sforzo maggiore, ciò che assorbe la maggior parte delle nostre energie, cioè coordinare il percorso in uscita dal nostro reparto. Quindi, perché in pratica lei vuol dire che, spieghiamo anche, non sempre c'è casa, se ho ben capito, quindi lei dice persone che
vengono in reparto, vengono curati e poi dopo hanno paura, possono avere paura di tornare a casa perché non hanno nessuno che li aiuta, nessuno che li assiste nella fase post-operatoria. Sì, diciamo che ci sono due tipologie di persone che potrebbero andare direttamente al domicilio ma che per motivi di età o per motivi di logistici non hanno nessuno, i figli non hanno possibilità di farsene carico e che quindi in sostanza non vanno a casa e noi non è che possiamo dimetterli in maniera forzata. E poi persone che invece hanno bisogno di una riabilitazione di tipo neurologico, perché magari sono entrati con un deficit e che quindi hanno bisogno il prima possibile di essere avviati ad un iter neuroriabilitativo. Durante quest'anno siamo riusciti a fare anche qualcosa in più, cioè abbiamo, grazie anche al reparto di fisioterapia, abbiamo attivato una palestra nel nostro reparto e abbiamo la presenza quotidiana di fisiatri, neurofisiatri e neuroriabilitatori che quindi hanno avviato molto rapidamente un iter di questo tipo nei nostri pazienti, perché è fondamentale che i pazienti vengano mobilizzati il prima possibile e che inizino la fisioterapia quanto prima. Benissimo, ecco Giacomini, abbiamo visto due scenari, no? Analizziamoli assieme, quindi il dottor Cioffi dice effettivamente Chioffi, pardon, dice gli anziani che hanno bisogno di certe cure corrono il rischio di essere un po' abbandonati. I giovani non gli diamo una prospettiva, cioè consideriamo anche che gli anziani, cioè siamo comunque una nazione destinata ad aumentare fino al 50% della popolazione, mi pare entro il 2040, gli over 65, quindi cioè, non stiamo facendo bene né da una parte né dall'altra. Beh, io credo che anche nel discorso che ha fatto il primario in questo momento ci sia il comitato di pietra pandemia che ha fortemente impattato con le strutture periferiche. Anche a livello di medici di base, distretti sociosanitari, eccetera, il tipo di intervento che è stato fatto in maniera importante, ma ovviamente, come diceva un mio vecchio collega, c'ho due mani. Ecco, noi abbiamo assistito che in presenza di un eccesso di domanda sulla sanità, i numeri che si avevano di personale disponibile era quello. Faccio un esempio. Assistiamo adesso a una difficoltà da parte delle RSA perché il personale infermieristico cerca di passare nelle USL, perfettamente legittimo, ma c'è un problema a sfornare determinate, diciamo, professionalità, che sono professionalità molto importanti, richiedono una preparazione tecnica impegnativa e di conseguenza a monte probabilmente risulta necessario anche un ripensamento sotto il profilo di quelli che sono le strutture che sfornano determinate professionalità. Ovviamente questo deve essere programmato, però non lo puoi fare a stretto giro di posta, non è un sistema che inneschi in 6 mesi o in un anno, basta pensare al corso di studi che sui giornali è apparso qualche necessari. settimana fa la notizia che comunque oltre 4.000 colloqui fatti con candidati per il settore ospedaliero si erano rifiutati di entrare nella struttura perché sarebbero stati per la paura di essere destinati a reparti Covid specializzati. Quindi parliamo anche di questa situazione che cioè, io credo che se un soldato viene preso in esercito per fare la guerra non può dire no, ma io voglio stare nella cambusa, cioè può essere anche che... Comunque i numeri voglio dire, sono deficitari complessivamente, questo è un dato di fatto. La pandemia ha aggravato questa situazione, come ha ricordato lei, c'è anche un profilo di anzianità che si sta evolvendo perché è una società di un certo tipo, di conseguenza alcuni ripensamenti vanno fatti. E secondo me, ecco, una cosa che credo sarà importante è partire da questa esperienza
per fare un tagliando su molti aspetti della nostra società. Ne parlavamo prima con Alessandro, poco prima della trasmissione. Non bisogna dire adesso, ammesso che arrivi sto vaccino, no? in maniera importante, perché anche qui c'è un grande punto interrogativo, voglio dire, a me dispiace perché da giovanissimo ero un fautore europeista iscritto al Movimento Federalista Europeo quando nessuno ci credeva, però non è che l'Europa sta facendo una gran bella figura sotto quel profilo, cioè la Gran Bretagna che se n'è uscita sta vaccinando a go-go i propri concittadini. Noi abbiamo una difficoltà, paradossalmente abbiamo avuto la dimostrazione che le strutture si sono attivate, sono pronte organizzativamente, pensiamo come si farà a vaccinare X milioni di cittadini in tot tempo? Beh, a livello periferico le strutture, la regione eccetera è riuscita a mettere in campo organizzazione, cioè manca la materia prima che in questo momento l'approvvigionamento non è in numeri sufficienti. Ma poi fra l'altro a proposito di questo, evidentemente noi Veneto stiamo riuscendo a fare qualcosa di veramente importante. Ho letto parecchi di post di persone che si sono vaccinate, i figli hanno accompagnato i genitori anziani, perché stiamo parlando anche di vaccinare persone che hanno una certa età e quindi noi che siamo, fra virgolette, più giovani ci vaccineremo fra 30 anni, non lo so come andrà a finire. Però ecco, raccontavano il metodo scientifico organizzato, parlavano un po', ho visto un post proprio di Vicenza di un signore alla fiera e ha raccontato il modo in cui è stato accolto il trattamento, l'informazione che è stata data, attendi 15 minuti. Ecco, questa persona raccontava questo percorso in una maniera eccellente, quindi il Veneto evidentemente riesce a dimostrare un supporto organizzativo importante. Le confermo questo dato anche perché il mio lavoro fino al 30 giugno è stato un altro, lavoravo in un istituto di credito nazionale e parlando con colleghi di altre realtà regionali la situazione è ben diversa e questo è, diciamo, è dimostrato. Poi certo ci sono sempre giuste le critiche da fare e per migliorare, come dice lei, bisogna migliorare sempre. Però anche una volta che, e vediamo che la vaccinazione sembra funzionare, per esempio in Israele dove hanno già vaccinato l'80-90% della popolazione c'è stato il crollo dei casi eccetera, bene, ma anche una volta che allora la situazione sia superata, non è che possiamo tirare una linea e va tutto bene Madame Marchesa, questo è stato un test, diciamo, un test di criticità che ha messo in luce dei punti di debolezza, ha messo in luce anche dei punti di forza. Sentivo parlare prima l'assessore Siotto, no, sulla cultura eccetera, io credo che ci sia stata anche una riscoperta della bellezza vicina, perché non potendo prendere la macchina e andare dall'altra parte del mondo o in aereo o dall'altra parte dell'Italia, perché anche hai ragione, voglio dire, io per esempio che vado quasi quotidianamente a Venezia, sento molti veneti, e con la scusa che da Veneto conosci gli accenti diversi, senti padovani, vicentini, veronesi che si stanno riapprovando ormai in questo momento il turismo veneziano è quasi un turismo locale, domestico, diciamo. Ecco. Sì. Per cui benissimo questo. E allora dobbiamo cogliere quelli che sono stati i momenti di criticità per cercare di capire quali sono le ricette per superarli e dobbiamo capire quali sono stati anche i comportamenti virtuosi invece che ci siamo inventati per superare questo momento di crisi, per potenziarli. Ecco, questo secondo me è la sfida anche culturale che a livello personale dobbiamo, sia a livello organizzativo generale che personale, dobbiamo affrontare, diciamo, nel post-Covid che ci auguriamo sia presto, insomma. Ecco, sento una domanda che ovviamente è scontata, professor Chioffi, c'è il vaccino, lei penso si sarà vaccinato? Sì, certamente. Quindi prima fase, seconda fase? Tutte e due. Ecco, se la sente raccontare come è stato il suo percorso, se ha avuto problemi, o, insomma glielo chiedo, però se vuole può anche non rispondere. No, assolutamente, è stata una vaccinazione molto ben tollerata, qualcosina si sente, c'è stato un giorno così, ma diciamo leggero malessere come tutti abbiamo più volte sperimentato nella nostra vita. Anche qui devo fare i complimenti all'organizzazione. Io ho fatto la seconda dose una domenica pomeriggio, in
credo di non esagerare, in 5 minuti da quando sono entrato io avevo fatto la vaccinazione. Sono entrato, sono stato immediatamente guidato verso la raccolta dell'anamnesi dei dati e immediatamente condotto nell'ambulatorio dove c'era un'infermiera. Scusi dottore, interrompo un attimo perché c'è una telefonata da casa. Pronto? Chi parla? Sono il professor Giulio Cesare Papandrea. Sì, prego, prego. Senta, vorrei fare una domanda semplice. Qual è la ratio in base alla quale la regione Veneto è partita con i nati del 1941? La ratio, in base a quale motivo? Bene, grazie. Perché qui lei le sa benissimo che a pensare male si fa fatica e forse si fa anche peccato, però qualche volta si indovina. Va bene, grazie dell'informazione, grazie della richiesta, quindi dottore se la sente di dare una risposta. Ma io non ho... secondo lei, no? Io so che ancora deve essere portata a termine la vaccinazione degli operatori sanitari, poi la data di nascita da cui la Regione ha deciso di partire per la popolazione diciamo, non sanitaria o non esposta, questo onestamente mi coglie impreparato, ma perché non è il mio compito. Ecco, io sono d'accordissimo che questo periodo di pandemia, quando avremo il tempo, la voglia, la predisposizione d'animo per guardare indietro, ci lascerà degli spunti estremamente validi di riflessione e sarà nostro compito doverli cogliere. Per esempio, il fatto che noi siamo riusciti a mantenere un'attività, secondo me, come ho detto prima, è un fatto di organizzazione, è un fatto di persone, ma guardando la neurochirurgia, la sua collocazione, che non è all'interno di un monoblocco, ma di un padiglione piccolo, separato, dove c'è tutto, c'è la nostra neurorianimazione, ci sono le nostre sale operatorie, c'è la nostra neuroradiologia, c'è la neurologia, adesso abbiamo anche la riabilitazione, la palestra, cioè i nostri pazienti non devono muoversi, non devono, sono diciamo stati in un certo senso, non dico blindati, ma molto ben protetti e difatti i dati sono quelli che le ho detto prima. Magari nelle realtà tipo monoblocco, che sicuramente dal punto di vista dell'edilizia sanitaria sono state il modello più moderno perché consentono di fare delle economie di esercizio, però di fronte ad una pandemia quale è stata questa probabilmente si sono dimostrate vulnerabili e quindi è un altro spunto secondo me di riflessione per chi dovrà occuparsi di costruire gli ospedali nei prossimi quindi anni. diciamo lei è assolutamente favorevole quindi al vaccino? Diciamo. Beh, il vaccino sicuramente sarà la nostra salvezza, altrimenti non possiamo pensare di fronteggiare questa pandemia che ha un andamento schizofrenico, è subdola, variabile, varianti, quindi non possiamo rincorrerla. Anche i giornali fanno la loro parte, cioè nel senso tutti che fanno qualcosa. Qua è come, se non ci fosse il vaccino è come fermare il treno con le mani, dicono, no? E quindi assolutamente bisogna trovare i vaccini e bisogna vaccinare la popolazione. Ecco, senta Giannini, quindi lei cosa pensa di quello che abbiamo detto, il vaccino, voi giovani ci credete o non ci credete? Assolutamente sì, io quando penso fra molto tempo avrò la possibilità di Fra vaccinarmi. una decina d'anni, cioè se continuiamo così ci vorranno lo farò sicuramente, invito tutti i miei coetanei a farlo se sono in ascolto. Quello che mi è parso di vedere da spettatore che non possiede determinate competenze tecniche è che purtroppo da parte delle aziende che producono il vaccino, il dottore mi corregga se sbaglio, magari sicuramente lui ne sa di più, c'è stato un comportamento per il quale gli stati chiaramente che avevano più possibilità di pagarlo come quasi fosse un'asta, avevano la possibilità di salvare più vite, mentre invece gli stati meno abbienti, ma senza andare a citare chiaramente i paesi africani che sono in condizioni disastrose e disumane, anche noi stessi europei, appunto non hanno avuto la possibilità di salvare molta della loro popolazione. Quindi secondo me come Unione Europea è il momento di rafforzarci, come ci siamo rafforzati nel caso del Recovery Fund, e cominciare a
sviluppare, se possibile, un'idea di una sorta di vaccino europeo prodotto, tra virgolette, in casa. Chiaramente questo sarà possibile se le aziende che oggi producono il vaccino libereranno il brevetto, quindi si auspica che ci sia una visione un po' più umana e un po' meno basata sul mercato del tema. Sul profitto, no, diciamo la verità, sul profitto, perché purtroppo sulla sanità molto spesso le multinazionali creano dei profitti mostruosi, fra virgolette, auspicando malati. Ecco, questo io la butto così perché evidentemente è una provocazione. Però Giacomino, effettivamente doveva arrivare Giorgetti a dire quello che io dico da parecchie settimane: liberalizziamo, cioè diamo la possibilità. Noi abbiamo delle aziende farmacologiche importanti a Roma, in giro per l'Italia, noi che siamo il Congo, ecco, visto che si parla di Congo da parecchie settimane, senza offesa per i congolesi, però questa cosa che c'è, questa ricerca del profitto a tutti i costi di Pfizer, di Moderna, eccetera, stride con la necessità delle persone di guarire, perché come faremo effettivamente una campagna vaccinale? Va bene, gli israeliani sono stati bravi, qualcuno mi ha detto ma sono pochi. Beh, comunque sono 10 milioni di persone, noi non è che ne siamo 200, siamo 50 milioni in Italia, però veramente abbiamo un piano vaccinale che ha fatto flop da tutti i punti di vista. Sì, ci sono due elementi però sui quali ho un punto di domanda. Il primo, che i contratti europei con queste case farmaceutiche sono secretati. E voglio dire, siccome io ho fatto per 10 anni il sindaco e la cosa che mi sono sempre impegnato a fare è la trasparenza, perché gestiamo i soldi degli altri, di conseguenza trasparenza vuole, no? Perché non è che tu con i tuoi puoi fare quello che vuoi, ma con quello degli altri deve avere rispetto, e di conseguenza anche i signori che sono a Bruxelles stanno gestendo i soldi nostri e di conseguenza non capisco la secretazione. Seconda cosa, stiamo parlando di Europa. E di conseguenza l'Europa qua doveva giocare l'asso di briscola del suo potere politico e non lo ha fatto. Cioè c'è un forte vulnus politico da questo punto di vista, perché se l'Europa non serve in un momento emergenziale a far giocare il suo peso e dire signori o fate così o da domani voi non commerciate più con noi perché vi mettiamo al bando, quando è che lo fa? Ecco, queste sono anche perché voglio dire, sì, l'Italietta, ma non è mica messa tanto bene la Germania, non è mica messa tanto bene la Francia, di conseguenza voglio dire, queste fughe che abbiamo sentito che la Germania cercava lo Sputnik, per cui cercava di fare parallelamente, perché l'Europa non aveva accolto il vaccino russo, ma parallelamente si stava approvvigionando perché funziona. Non va bene perché allora sono queste fughe in avanti che perché ho un po' più di cash, un po' più di portafoglio, cioè si è persa una grandissima occasione secondo me. Ecco. Assolutamente, perché poi fra l'altro abbiamo dimostrato di essere più attaccati alla pianificazione del recovery plan e quindi a come spendere questi soldi. Ricordiamoci che il governo è caduto precedente per l'imposizione del Movimento 5 Stelle di non voler assolutamente scendere a patti con Renzi. Qualcuno dice che è colpa di Renzi, io oserei dire che è merito di Renzi che non ha fatto scoppiare questo bubone, però queste persone stanno litigando da mesi per decidere come spendere i soldi, no? Comunque, più di qua, più di là. Guardi che noi abbiamo avuto sulla stampa nazionale un pallido riflesso di quella che è stata la critica che la stampa internazionale ha rivolto alla Commissione europea, perché la stampa tedesca e la stampa francese, eccetera, hanno sparato a palle incatenate contro la Presidente. Noi siamo edulcorati perché in questo momento il mantra è che l'Europa no, ma voglio dire, da cittadino e da cittadino europeista dico, se ci sono critiche da fare facciamole serenamente. Mi trovo assolutamente d'accordo. Allora ringrazio il dottor Franco Chioffi, specialista medico chirurgo, specialista in neurochirurgia, direttore del reparto neurochirurgia dell'ospedale di Padova, e con il saluto al dottor Chioffi ovviamente intendo salutare anche tutti i suoi colleghi, dottori che sono in prima linea in questo momento così difficile. Stefano Giacomini, consigliere regionale del Veneto Lista Zaia, Alessandro Dianin, Giovani Democratici Padova, diciamo pure l'età, possiamo 19 dire. Anni. Ecco, benissimo.
complimenti, diciamolo ad alta voce. Ringraziamo anche il sindaco di Verona, l'avvocato Federico Sboarina, e poi Simona Siotto, assessore comunale a Vicenza alla Cultura e Ambiente, e Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno. Bene, grazie ancora, vi aspetto domani sempre con Insieme alle persone, noi siamo sempre presenti. Grazie, a domani. Non c'è un po' la macchina.